bellissimo qua. Sì. Ma siamo sicuri che sia la strada giusta? Sto andando avanti, non lo so. Ci siamo. Per l'ennesima volta ci stiamo avventurando in una stradina che solo noi possiamo percorrere. Si procede in seconda in una preoccupante salita. Non so dove porta questa strada. C'era scritto 3 km. 6 km, ancora peggio. Benissimo. Quindi Sì, ma il panorama ne vogliamo parlare? il panorama è qualcosa di unico. Guardate, sembra di volare. Sì. Sembra di volare. C'è il nostro cagnolino piccolino che sta dormendo. Aria? Ho preso qualcosa di molto grande nel parabrezza. Speriamo non sia un uccello. Sì, ma ero a 30, credo di averlo giusto accarezzato. La guida è stata gentilissima e ora ci ha lasciati Per scorazzare. Insomma, c'è poco da stare lì a fare i fighetti, no. Però a parte gli scherzi abbiamo scoperto che questo bellissimo posto è stato, diciamo, scoperto e ripreso dal 2001 fino al 2005 e ora non ci sono più i fondi per continuare, diciamo, il lavoro. Chi volesse contribuire? Potete offrire, fare una donazione e scaviamo questi altri 2 metri, no? Bene, siamo andati, Adesso io non so dove porta questo sentiero. Non lo Ogni so volta neanch'io, ma è molto bella la zona. la zona è bella, inizio ad avere sete. Hai sete? Sì, ho Con sete. l'acqua del cane se vuoi. No, grazie. Sto usando un selfie stick che fa letteralmente cagare. Questo l'ho preso da Milano, da un indiano che me lo voleva vendere per 10 euro. Ho detto, ma tu sei matto. E gli ho dato 5 euro. Comunque mi ha fregata secondo me, perché poi l'ho trovata a 3 euro. È bellissimo qua. Sì. Ma siamo sicuri che sia la strada giusta? Sto andando avanti, non lo so. E ci siamo persi per l'ennesima volta. Vabbè. Andiamo a scorazzare in qualche campagna, ci sparano. No, perché abbiamo pagato. 2,50 Ho pagato 2,50 euro, ragazzi. 2,50 Ma e... ne vale la pena, ne vale la pena, tutti i soldi, infatti, ne perché vale è tutto proprio la pena. curato, è bellissimo. Comunque mi sa che abbiamo fatto il video con le luci di Barbara D'Urso. Avevo l'esposimetro un pochino più alto. Adesso l'immagine dovrebbe essere un pochino più coerente. Guarda davanti. Oh, signore e signori, ora quello che vedrete non è il cielo, è il mare. Abbiamo un ulteriore piccolo nuraghe, come ci aveva anticipato la guida. Ecco a voi. Vai Aria. Vai, conquista il nuraghe. Vediamo se riesco a non fracassarmi la testa. Oddio. Eccoci qua. Certo si può entrare. È gratis. Sì, abbiamo delle difficoltà tecniche. Notare l'eleganza. Ok, siamo ancora tutti interi, siamo dentro il nuraghe, ora lasciamo spazio ad altri signori che devono di uscire da qua. Opla. Eccomi. Ok.